Amici telespettatori, buonasera, bentrovati per questa edizione particolare e speciale di Per Sport. Come vedete non siamo in studio, ma siamo in un luogo particolare, siamo al piccolo rifugio di Vittorio Veneto, che è protagonista di un evento che ormai da 3 anni caratterizza le vacanze di Natale e precisamente il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre infatti, si disputa la terza edizione della Little Run. Qui ai miei lati ho i due organizzatori, Deborah Denardi e Alessandro Padovan, eccoci qua. Allora, per cavalleria comincio da Deborah. Deborah, siamo alla terza edizione di questa manifestazione che si chiama appunto Little Run. Come si diceva prima, tra di noi è una manifestazione in una data strategica. Beh sì, il 26 dicembre è strategico perché dopo la buffata di Natale abbiamo piacere magari andare a farci una camminata, una corsetta e in più c'è lo spirito natalizio che quindi aiuta anche quello a unire le persone e in quel giorno appunto noi abbiamo organizzato questa corsa, questa camminata per raccogliere fondi da donare al piccolo rifugio. Ok, quindi come ha già anticipato Deborah, uno spirito natalizio che continua appunto con questo fine benefico di questo evento, Alessandro. Sì, il fine è benefico, noi raccogliamo fondi per il piccolo rifugio già da 3 anni, questo è il terzo anno consecutivo che organizziamo questo tipo di manifestazione, tutti quelli che collaborano hanno il nostro stesso spirito, ovvero raccogliamo fondi completamente devoluti al piccolo rifugio, non abbiamo nessuna spesa perché tutti sono assolutamente collaboratori in maniera gratuita. Diciamo subito che non c'è una tassa di iscrizione, c'è una donazione libera che si farà direttamente al momento perché non c'è prescrizione, però è già possibile iscriversi. Diciamo che è già possibile donare Ok. perché abbiamo... Giusto, ho detto che non c'è iscrizione, ok. È già possibile donare in diversi modi. Innanzitutto andando a trovare il BAF, lo scaldacollo, che anche quest'anno abbiamo prodotto e lo potete trovare momentaneamente al Marco Polo Sporting Center, lo potete trovare da Unico Sport a San Vendemmiano e potete trovarlo alla farmacia al Meschio a San Martino di Colle Umberto. In più da oggi abbiamo pubblicato un piccolo video dove abbiamo messo l'IBAN del piccolo rifugio in modo da poter anche chi non potrà esserci quel giorno per correre, camminare e donare quel giorno stesso magari può decidere di fare un piccolo regalo anche con una donazione. Certo, giustissimo, buona idea. Abbiamo fatto vedere il buff che ha una grafica particolare che caratterizza, diciamo, tutta la grafica di quest'anno. Sì, questa è la grafica di quest'anno, ci è stata donata, come tutto quanto quello che come abbiamo detto prima, viene dai nostri sostenitori, è stata fatta da un ragazzo di Conegliano che si chiama Iacca e che sta producendo questi tipi di grafiche appunto per il buff, per le spille che troverete il giorno dell'evento e anche per la locandina che troverete in giro. Quindi c'è tutta questa grafica, questi prodotti che sono fatti anche da voi, giusto? Come organizzatori, mi dicevi le spille, e allora ricordiamo anche chi sono gli organizzatori oltre a voi. Ok, allora noi diciamo siamo gli ideatori e quelli che seguono un po' il progetto, poi logicamente c'è la scuola di maratona che ci aiuta a gestire un po' tutto il progetto corsa, c'è il Marco Polo Sporting Center che ci ospita da tutti questi anni e ci sono le mamme di corsa che ci aiutano anche loro a Che stai organizzare. cercando di far dimagrire. Anche, ma sono già tutte bellissime. Beh, non potevi dire altro. Ascoltatemi, ci sono due, veniamo sul tecnico, ci sono due percorsi, uno da 6 e uno da 15, se non vado errato. Sì, nella nostra presentazione scriviamo sempre che i 6 km sono per chi vuole camminare, quindi è a passo Ma libero. ci sarà anche chi corre. Ci sarà anche chi corre sicuramente, ci sarà anche chi lo farà in carrozzina, perché comunque è previsto che sia accessibile a tutti e c'è invece un percorso un pochettino più impegnativo che si svolge nelle nostre colline per 15 km. Andiamo fino a Sant'Augusta e poi proseguiamo verso il bosco di Marin. Facciamo qualche dettaglio in più sui due tracciati.
Beh, allora, la camminata di 6 km parte dal Marco Polo, veniamo verso Sant'Andrea, da Sant'Andrea attraversiamo l'incrocio, entriamo al piccolo rifugio dove ci sarà un ristoro offerto dai ragazzi. Dove non è necessario correre, ci si può fermare, fare il ristoro e Sì, riprendere. ma lì c'è un ristoro molto lungo e molto ben fornito e dal piccolo rifugio si rientra in Viale della Vittoria e si torna verso il Marco Polo. Il percorso dei 15 km arriva fino a Sant'Andrea assieme ai 6 km, poi da lì saliamo a Sant'Augusta, Sant'Augusta andremo verso Pradal, Maren, ritorniamo giù per Santa Giustina, quindi via Caprera, via Roma, Serravalle, si entra anche con il percorso da 15 al piccolo rifugio, fare un saluto ai ragazzi del piccolo rifugio e si ritorna Viale della Vittoria, Piazza del Popolo e Marco Polo. Ok, interessante anche questo. E dal punto di vista numerico, gli anni scorsi quanti partecipanti c'erano più o meno? Allora, noi andiamo male a dire quanti partecipanti ci Più o sono. meno. L'anno scorso gli addetti ai lavori dicono che ci siano state più di 1000 persone. Per noi l'importante è quello che riusciamo a raccogliere e l'anno scorso è stato davvero un grandissimo regalo. Logicamente noi speriamo quest'anno di fare anche meglio. No, bisogna dire, Dobbiamo dobbiamo raddoppiare. Raddoppiare sarebbe Questo è molto l'obiettivo. impegnativo. L'obiettivo è sempre fare meglio e quindi per questo chiediamo davvero a tutti quanti anche un piccolo sostegno, però di esserci in qualche modo, di farsi sentire. Certo, sicuramente fare un regalo di questo tipo, l'occasione giusta è Natale, il regalo si fa al piccolo rifugio, si fa a se stessi perché si fa sport e quindi l'ultimo appello, Alessandro, qual è? L'appello è: venite a trovarci il 26. Non è prestissimo perché è alle 9:30, quindi è una corsa che comincia un po' più tardi delle altre. Vi ripeto, è aperta a tutti. Ci hanno chiesto anche se possono camminare la 15 km. Sì, potete camminare la 15 km. Basta arrivare prima che sia buio. Sì, fondamentalmente prima di pranzo, diciamo, visto che per le 13:30 dovremo chiudere tutto quanto, ma noi siamo lì ad aspettarvi tutti quanti fino alla fine. Ok, Manuela mi dicevano che voleva anche fare lei gli auguri di Natale. Buon Natale a tutti e ci vediamo in nuovo anno che verrà. Certo, giusto. Quindi già gli auguri anche per il nuovo anno. Non mi resta che dare ovviamente l'appuntamento al 26 di dicembre, ore 9 al Marco Polo per la partenza della terza edizione della Little Run. Siamo qui al piccolo rifugio perché tutto è organizzato per il piccolo rifugio dove si passerà. Non resta anche a me che darvi i più sinceri auguri, oltre che darvi l'appuntamento. Buon Natale, buone feste. Per quanto riguarda Per Sport, ci vediamo al prossimo anno.